Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maretto Veneziano con le sibille interattive. Cosa succederà a breve? Questa è una piccola sibilla interattiva veloce per i miei amici che mi seguono sia su Face che su Telegram che su il canale e anche su Twitter. Però prima di iniziare il vostro Maretto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Maretto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook di Legare Maretto Veneziano e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì nel canale dei magici arcieri Bertoldini il Legare Maretto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito. In questo momento vi voglio ricordare che il Degarda con grande entusiasmo sta conducendo un gruppo di maghi in erba a costruire un muro invisibile eterico in difesa della nostra sacra patria. Quindi onore anche a tutti questi giovani baldi maghi in erba che seguono il Degarda, che stanno lavorando in un certo senso indefessamente, cioè ininterrottamente da parecchi giorni alle 21 ogni sera. Si ritrovano per costruire a livello eterico questo bellissimo muro e vedo già col pendolino che ci sono stati dei miglioramenti. Bene cari amici, adesso il vostro Maretto inizia a mischiare le famose sibille chiacchierine alla domanda cosa succederà a breve, perché oltre a livello sentimentale anche a livello materiale, perché vedo che in questo momento molte persone sono un attimino tese, preoccupate per quello che sta avvenendo, e quindi il vostro Maretto Veneziano subito con le sibille interattive con i 3 mazzetti. Bene. Eccoli qua, 3 mazzetti delle nostre sibille interattive, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Concentratevi, cercate di entrare in vibrazione con i 3 mazzetti, 1, 2, 3. Eventualmente fermate anche il video, rilassatevi, respirate profondamente, scegliete o 1, o 2, o 3. Bene, spostiamo il mazzetto numero 2 e il mazzetto numero 3 e partiamo con le sibille. Mazzetto numero 1, nemico, nemica, malinconia, casa e sospiri. Ecco, per chi ha scelto il mazzetto numero 1, vediamo che si sente oppressa e ha dei nemici in questo momento qui. Molto probabilmente è anche la situazione, come si suol dire, che sta vivendo anche l'Italia in questo momento, la nostra sacra patria. Vediamo che abbiamo un bel po' di come si possono definire, se non più di nemici, ma gente che lavora contro di noi e cercano di portare malincuore disgrazie. Però attenzione, perché noi sì siamo un pochettino malinconici, ma siamo protetti da una casa, quindi intimità, consolazione, e speriamo nella speranza. Quindi diciamo che in questo periodo qui sentiamo tutto il peso del momento, però so che siete al sicuro, siete in un posto sicuro, anche se vi sentite malinconici e attendete come si suol dire, un rinnovamento. Quindi chi ha scelto il mazzetto numero 1 sente in pieno questo momento, ma non è detto che succederà qualcosa di negativo perché ho scelto questo mazzetto, perché vedo la casa, la seconda parte è più che una parte vostra. I nemici ci sono, sicuri, li vediamo chiari, però voi siete al sicuro e state sospirando in questo momento qui. Quindi non vedo che vi riescono a colpire, restano qui, in questa parte qui della prima stesa. Nella seconda parte, nella realtà, voi siete al sicuro, chiaramente sentite il peso del momento. Quindi vedo che avete gli occhi chiari, gli occhi ben aperti come nella radiografia, analizzate bene la situazione, siete un pochettino in tensione, ma la casa vi proteggerà, e quindi sono propositivo, anche perché vedete la barca che arriva in sostegno. Quindi per chi ha scelto il mazzetto numero 1 sente in pieno il peso del momento, ma è al sicuro. Vediamo il mazzetto numero 2. Donna maritata, superbia, bel vedere, artista e vecchia signora. Invece chi ha scelto il mazzetto numero 2 è in gondola perché è donna maritata, quindi vuol dire stabilità,
è un pochettino, un attimino, forse un pochettino con superbia e belvedere un pochettino troppo sicura, però ha tutte le ragioni, perché ha l'artista e la vecchia signora che consolidano, cioè artista, genialità, grande visione del tutto, persona che capisce tutto al primo colpo, che analizza, che riesce a sviluppare sempre situazioni a suo vantaggio, e vecchia signora stabilità massima, stabilità e qualità di vita superiore. Apre con donna maritata e chiude con vecchia signora, tutto quello che all'interno può solo andare bene. Certamente dovreste un attimino scendere dal trespolo, ma siete una persona fortunata che ha scelto mazzetto numero 2, c'è poco da dire. Siete nato sotto la buona stella. Vediamo il mazzetto numero 3. Conversazione, stanza, morfe, domestico e fedeltà. Il mazzetto numero 3 invece è un attimino così, che c'è un cambiamento, questo momento, questo periodo vi sta portando un cambiamento molto importante. Vediamo che all'inizio siete pieni di entusiasmo, anche in questo periodo siete sempre anche al sicuro, però c'è qualcosa che vi farà cambiare. Forse questo periodo qui vi sta facendo cambiare visione, priorità, interessi, state aprendo a qualcosa di nuovo e siete aiutati da una persona giovane che è fedele. Quindi cosa succederà a breve? Succederà a breve che state vivendo un momento molto sicuro, ma vi sta portando un cambiamento interiore, e all'orizzonte si vede qualcuno giovane, qualcuno molto energico, che vi sarà fedele e vi aiuterà a fare questo cambiamento. Quindi prevedo che questo muro protettivo che avete dentro di voi si sgretolerà per un qualcosa di migliore, di più dinamico e di più fedele. Questa morte qui non dobbiamo vederla nel senso negativo, ma come proprio un cambiamento di visione di quel momento d'oro che avete vissuto fino adesso, e che d'ora in avanti non passerà, ma cambierà solamente di struttura, sarà qualcosa di più fresco, di più giovane, e chiaramente fedeltà, successo. Se poi c'è qualcosa in ballo a livello sentimentale, in questo momento avrà ancora più successo. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi dice: la prima stesa un attimino un po' così così, la seconda stesa molto bene, la terza stesa è in gondola, cioè praticamente un 13 al totocalcio sicuro. Cari amici, per il momento è tutto. Il vostro marietto veneziano vi ringrazia di averlo seguito fino a qui, vi chiede di iscrivervi al canale di De Gare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!